Il caso Investiscuola rischia di trasformarsi in una guerra fra poveri mentre politica e istituzioni locali e regionali fanno a gara ad appuntarsi medaglie al petto. La notizia che l'agevolazione per gli studenti delle terre alte per il prossimo anno scolastico sarà garantita dalle riserve e dall'utile del bilancio di Dolomiti Bus ha mandato su tutte le furie i sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL e CISAL che da anni chiedono soluzioni strutturali per gli autisti dell'azienda di trasporto pubblico bellunese. Condizioni economiche con una retribuzione tra le più basse in Veneto e che non garantisce il disagio che provano gli autisti e condizioni lavorativi con turni che si allungano. Continuare a garantire un servizio di trasporto che permetta a tutti gli studenti di poter usufruire del mezzo pubblico per recarsi a scuola senza che questo rappresenti un salasso per le famiglie è la premessa, senza se e senza ma, dei sindacati. Ma occorre sedersi a un tavolo e scoprire le carte una volta per tutte. Per garantire il servizio nell'ultimo anno scolastico tutto il personale di Dolomiti Bus ha lavorato in emergenza a fronte del drastico calo del numero degli autisti, così come degli impiegati e dei meccanici, passando da più di 180 a meno di 120 in pochi anni. Noi chiediamo a Dolomiti Bus da tempo di intraprendere un confronto serrato con noi. Ci viene risposto che è in ballo la sostenibilità del bilancio. Leggiamo dai giornali che con il bilancio si possono fare altre operazioni che dovrebbero legittime, corrette e giuste avere delle risorse adeguate e risorse sostanziali. Dunque, spiegano i sindacati, i fondi ci sono e c'erano anche prima, quando l'azienda diceva che prima degli aumenti al personale bisognava pensare a pagare oneri, tributi e le garanzie per i mutui. Ci ritroveremo nella condizione per cui si agevolano giustamente gli utenti per un servizio che dovrebbe essere garantito e senza gli autisti sufficienti a coprirlo, afferma la segretaria di Filt CGIL Belluno. Da parte nostra abbiamo comunque intenzione di riaprire le procedure e lo stato di agitazione tra i lavoratori e tra i colleghi per far capire che il tema va oltre il 1° settembre, è un tema che non può più essere rinviato.